Paese con il quale l'Ordine ha coinvolto 3 scuole agrigentine, con l'obiettivo di rendere gli studenti protagonisti della progettualità e della valorizzazione del territorio in cui vivono. Il convegno internazionale sulla musealizzazione dei siti archeologici, organizzato nell'ambito del gemellaggio culturale tra Agrigento e Seul, in collaborazione con una delegazione coreana, guidata dall'architetto Won Ye-won. Presidente, un nuovo appuntamento dell'Ordine degli Architetti su arte e architettura nella Valle dei Templi, dal centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani ad Agrigento 2025, con un programma nella serata molto particolare. Sì, diciamo che proseguendo il percorso già tracciato a Sciacca con Open Studi, dedichiamo un'altra giornata al felice rapporto tra arte, musica e architettura, coinvolgendo non solo gli architetti ma anche i cittadini che amano questa materia. Oggi peraltro durante l'evento presenteremo il nostro progetto di costituire in occasione di Agrigento 2025 una biennale internazionale di arte e architettura che rilancerebbe la città di Agrigento quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi del bacino del Mediterraneo, che ricordiamolo è la vera culla del linguaggio architettonico mondiale. È un progetto questo che va portato avanti in sinergia con altri istituti, con altri enti che hanno peraltro patrocinato l'iniziativa e che oggi offriranno il loro contributo al dibattito nella tavola rotonda che si tiene qui alle Fabbriche Chiaramontane. La serata si concluderà al Teatro Pirandello, dove al fine di esaltare il rapporto tra musica e architettura ospiteremo, si terrà un concerto di una eccezionale cover dei Pink Floyd, band celebre, band britannica che ha prodotto musica eccezionale, che ha coinvolto tante generazioni. Si tratta del rock spaziale, dello space rock, che poi ha avuto una successiva, progressiva inflessioni melodiche ed è diventato un rock tipico che sa dare forma e sostanza anche all'architettura. Ecco perché abbiamo scelto questo gruppo, e per fare la musica dei Pink Floyd abbiamo scelto una cover di grandissimo livello. Io ritengo che la giornata attuale sia molto importante, perché riunire allo stesso tavolo, così come sta facendo l'Ordine degli Architetti, alcune figure che rappresentano altrettante istituzioni qui ad Agrigento, e ragionare su una biennale di architettura sia un momento importante sia per quanto riguarda Agrigento capitale della cultura, sia per quanto riguarda le attività culturali che in questo contesto si portano avanti. La Biennale d'Architettura è un tema fondamentale sia per quanto riguarda i paesi del Mediterraneo che per comprendere quali siano i movimenti nel nostro tempo attuale, e credo che Agrigento sia il luogo più strategico in cui fare questi ragionamenti e in cui rappresentare questa rete di rapporti nazionali e internazionali che possono esprimere il senso dell'architettura. Sindaco, presente a questa iniziativa dell'Ordine degli Architetti verso Agrigento 2025? Sì, sono presente, ringrazio l'Ordine degli Architetti della figura dell'architetto Rino Lamentola, sempre presente e puntuale per il nostro territorio. Si parlerà di arte, architettura e anche musica. È una biennale che aprirà i lavori per il 2025. Come il territorio e come anche gli ordini si interessano per la nostra città. Presidente, un'interessante iniziativa questa dell'Ordine degli Architetti, che dal centenario della fondazione passa ad Agrigento 2025. È un'iniziativa che non soltanto va vista con grande forza e grande entusiasmo, ma va sostenuta dall'intero territorio provinciale, da tutti gli ordini professionali, dalle istituzioni, perché farà atterrare ad Agrigento una biennale d'arte moderna, così come nelle intenzioni del Presidente Lamendola
significherebbe avere delle ricadute straordinarie nel nostro territorio. Immaginate quelle che sono le ricadute proprio in termini non soltanto di effervescenza culturale, di innovazione, di artisti che popolerebbero il nostro territorio, ma anche di ricadute dal punto di vista economico e quindi anche sociale. Noi abbiamo peraltro quest'anno come università un nuovo corso di architettura di beni culturali che partirà, quindi ecco, questi sono tutti elementi che poi si potranno in qualche maniera coordinare, integrare e creare rete. Come valuta questa iniziativa della Biennale ad Agrigento? Beh, credo che l'occasione di Agrigento Città della Cultura sia una cosa straordinaria per avviare e riavviare un dialogo fra cittadinanza, città e architettura e arte. Quindi il dialogo fra arte e architettura è uno dei temi più interessanti, proprio perché un po' come succedeva nel teatro greco, si crea la cittadinanza, cioè il singolo si collega alla collettività e si sente parte genealogica di un territorio, di una comunità. Allora inserire eventi, opere, incontri rispetto al tema dell'arte e del dialogo con l'architettura, che è un dialogo proprio di interscambio, è uno degli strumenti più interessanti proprio per creare cittadinanza. Credo sia uno degli obiettivi più importanti che il nostro lavoro può porsi e diciamo che forse è un modo proprio di riconnettere un obiettivo etico a una forma estetica. Agrigento merita una biennale di architettura. Agrigento è una città bellissima, un patrimonio architettonico del passato di assoluto interesse ed è bene che questa tradizione si confronti con l'architettura contemporanea, con l'arte contemporanea, perché da questo confronto non possono nascere che idee interessanti, innovative e creative.